in una nuova live, bentornati, bentornata, bentornato a chi sta arrivando. Perché faccio questa live oggi? Perché mentre che ero in palestra stamattina e stavo ritornando, mi è venuta un'idea. L'idea è quella di creare un posto per le persone che mi seguono su YouTube, un posto privato attraverso un'app sul telefono dove le persone possono vedere in diretta le mie meditazioni, le mie diciamo spiegazioni, tutto quello che c'è nel libro, tutto quello che insomma avete visto già in YouTube, però con un approccio un po' più vicino a me. Perché quello che succede molte volte in questi percorsi online è che pochi entrano e molti seguono YouTube. I pochi che entrano perché magari hanno delle disponibilità, perché magari hanno del tempo. Principalmente è un problema che vedo monetario, no? Di risorse. Il motivo per cui faccio queste meditazioni o i miei video su YouTube è per dare a tutti la possibilità di praticare. Ovviamente però molti mi dicono faccio le meditazioni, riesco a migliorare, mi aiutano molto, però non basta, sembra che ci voglia sempre qualcosa in più. E allora invito la persona poi a eventualmente considerare il mio percorso più lungo, che è quello sicuramente che dà più efficacia e più risultati, un percorso personalizzato con me, ma se non si ha la possibilità di entrare in quel percorso, non c'è quasi mai la via di mezzo. All'estero i miei colleghi cosa hanno escogitato? I corsi, i benedetti corsi dove però non c'è nessuna interazione con il terapista, ci sono dei video, ti devi vedere i video e molte persone non basta questo. Quindi la via di mezzo mi è stata chiesto più volte di magari creare un percorso non di gruppo ma diciamo visibile a un gruppo ristretto di persone che poteva anche interagire con me. Quindi sto pensando in questi giorni di crearne uno, però non ne voglio creare uno che decido io, vorrei che voi, le persone che mi seguono, decidessero, se si può dire così, cosa c'è all'interno. Quindi ho pensato al Neurobalance Membership, ciao Silvia, sempre presente. Ho pensato a un gruppo, diciamo, ristretto dove si entra e io faccio la sessione come se dovessi farla a una persona sola, ma la faccio a più persone presenti. La sessione potrebbe essere una volta al mese e le altre giornate la persona poi ha a disposizione magari dei file, degli audio, ovviamente non uguali a quelli che uno può trovare su YouTube o magari simili, ma giusto per dare valore insomma a questo gruppo che si va a creare. Fatemi sapere cosa ne pensate, questa live appunto era per darvi questa nuova news, fatemi sapere cosa ci potrebbe essere all'interno, quindi per capire cosa voi avete bisogno ho creato un link che metterò adesso in descrizione, quindi se mi vedete in diretta non lo vedete ancora, se non mi vedete in diretta guardate nella descrizione del video e vedete un link dove entrate diciamo in una pagina dove potete dire sono interessata ad entrare eventualmente e poi c'è un questionario di 5-6 domande, vi prenderà veramente poco, 5 minuti, per rispondere a quello che ne avete bisogno voi, perché quello che succede molte volte è che le persone che mi seguono hanno già magari qualcosa, un fisioterapista, un terapista che gli segue ma che non gli dà una dritta sul mio approccio. E quello che succede è appunto che ci si disperde. Uno pensa, ok, non posso essere seguito da Alessio, il mio fisioterapista o la mia psicoterapista non mi capisce perché l'approccio è totalmente diverso, non so dove andare
e quindi ci si perde e non voglio che questo accada perché il dolore è persistente, i sintomi persistenti devono essere riequilibrati e lo si può fare anche se nessuno magari di fuori vi ha dato una guida su come fare, voglio che questa guida sia aperta a tutti. Non so perché non l'ho fatto prima, sai, a volte le idee ti arrivano sotto la doccia, mentre che sei in palestra, nelle più svariate, mentre che stai dormendo. E in le ultime ore ho avuto questa idea di creare questa membership, questa community ristretta a pochi, dove c'è una sorta di pagamento mensile e si entra insieme in un percorso. So che all'estero lo fanno molto bene, noi in Italia siamo un po' indietro, spero di essere uno dei primi, insomma, che dà questo vantaggio. So che comunque in Italia ci sono dei percorsi dove uno può farli di gruppo, però è sempre difficile rimanere costanti e fare le cose che insomma nel gruppo si fanno. Un po' per la difficoltà di interazione, problematiche principalmente legate agli strumenti digitali e quello che ho pensato io è quello di avere un'app, in realtà ce l'ho già, scaricare un'app, si entra dentro dal telefono e si arriva dentro direttamente al contenuto, che può essere audio, che può essere video e avere anche le dirette con me, una diretta magari al mese o due, fatemi sapere cosa poi pensate voi di questa cosa. Silvia, leggo il tuo commento, mercoledì mattina ho avuto un brutto incontro e questa persona mi ha distrutto emotivamente e nuovamente ho sentito nel solito posto pelvico. Io emotivamente devo imparare a gestire questa emozione. Beh, già comunque che hai capito il collegamento Silvia è già tanta roba. C'è della consapevolezza che sento, che vedo, quello che manca è la reazione, capire che la tua reazione ti modifica, no? Ti modifica il sintomo. Infatti tutta questa parte qui, tutte queste domande che mi fate qui attraverso i commenti, vorrei che fossero domande dove c'è la persona di fronte a me e me le fa e un'altra persona magari che sente la risposta o comunque che interagisce con me capisca qual è il modo più giusto, qual è la soluzione più giusta. E vi ricordo che io in realtà ho sofferto di dolori persistenti e ogni tanto mi arrivano anche a me. In questo momento per dire ho mal di testa che sta durando circa 2 o 3 orette perché mi sto mettendo abbastanza tanta pressione addosso per questa cosa che vorrei far uscire, no? Della membership, del percorso di gruppo. So che molti dei miei clienti che mi hanno seguito in passato mi hanno detto cosa facciamo adesso che abbiamo finito il percorso. Alla fine dico sempre se avete bisogno, questi miei ex clienti, di un supporto mi fate sapere e ci sentiamo. Questo però potrebbe essere anche per quelle persone che hanno già seguito il mio percorso e vogliono continuare però con un'interazione con me. Sono interazioni di gruppo che però sono ristrette a pochi e vi assicuro che se voi vedete una mia sessione personalizzata, individuale, e potete essere presenti, non dico fisicamente, ma digitalmente a quella sessione, vi dà un grande vantaggio. Uno, dal punto di vista monetario, che non dovreste pagare centinaia di euro per una sessione con me e due, insomma, con un basso costo potete anche interagire con un gruppo che ha la stessa vostra, diciamo, non dico mentalità, ma lo stesso vostro approccio, perché quello che succede su Facebook, per dire, nei gruppi di Facebook, che so che molti dei miei ex clienti e pazienti amavano, è che quelle persone di quel gruppo in realtà sono tutti, tra virgolette, si sentono tutti malati, nessuno ha una soluzione, tutti si lamentano, tutti parlano di sintomi, ma nessuno parla di cosa sta funzionando per loro. Quindi in realtà sono tutti, diciamo, demotivati e ci si lamenta tutti insieme. No, questa cosa non voglio che questa esista
nel mio percorso, cioè le persone non parlano principalmente di sintomi, ma parlano di soluzioni, se vogliamo anche ci si apre al mondo delle emozioni, della parte emotiva, perché molte volte non è che il nostro partner, il nostro compagno, la nostra compagna è sempre disposta ad ascoltarci e vogliamo insomma in questo spazio sicuro dare voce anche a quello che magari non ci fa sentire bene, che comunque questo è anche un esercizio terapeutico, cioè ve lo dico, dare espressione attraverso voce e attraverso il movimento a qualcosa che ci fa sentire male è una terapia, cioè a volte basta solo parlarne e si risolve già molto di quella problematica fisica, no? Esempio Silvia, tu mi hai detto che ti stai sentendo male a causa di questa interazione che hai avuto. Una delle cose che normalmente insomma, direi se fossi qui in una sessione 1 a 1 con me, vabbè, capirei insomma la situazione e dopo ti direi, ok, quali sono i sintomi che senti adesso, ma che possono essere tipo ansia, senso di morsa allo stomaco o al collo o la parte pelvica come nel tuo caso. E se sentiamo tanta pressione, la prima cosa da fare non è pensare nuovamente alla soluzione, perché se il dolore è tanto alto e attivo non riusciamo a pensare, non riusciamo a focalizzarci, è usare il corpo. Usiamo il corpo con o respiro, qualcuno il respiro non lo riesce a gestire, o il movimento. Quindi veramente facciamoci una camminata di 10-15 minuti a passo magari veloce se riesci, ma sei male anche una normale camminata, o degli squat a casa, nella tua stanza. Cioè, io mi alzo adesso e mi faccio uno squat, ok? Uno squat è semplice, facciamo degli squat, 20 squat, e poi senti il cuore che batte, va su di intensità, di frequenza, ti assicuro che dopo i 20-25 squat, se non sei allenato, non ti stai focalizzando più a quel pensiero che avevi prima. Quindi stai andando a usare il tuo corpo per riequilibrare il tuo sistema nervoso. Quindi vi ricordo che il movimento fisico forse è l'unica cosa ehm, che la neuroscienza e che la scienza ci dice di fare, che ha un valore terapeutico enorme su una miriade di sintomi, non solo di dolore, ma anche di ansia, di depressione, perché rilascia comunque delle endorfine, rilascia delle cose molto molto benefiche nel corpo. Quindi lo so che avete dolore, lo so che c'è il sintomo, io adesso ho per dire mal di testa in questo momento che vi sto facendo questa live, quello che farò dopo che ho finito è di magari prendermi, perché ho fatto già il movimento questa mattina, sono andato già in palestra, magari di prendermi qualche minuto per fare un po' di tapping, chiudere gli occhi, semplicemente sentire il mio respiro, continuare a fare questo tapping su questi punti, ok? E questo è quello che farei magari con una sessione 1 a 1 con voi, ma nuovamente ripeto, vorrei farlo di gruppo, così che prendo una cavia, quella cavia, diciamo cavia, una persona insomma che si propone a fare una terapia con me, in quel caso in gruppo, ma io la faccio personalizzata su quella persona, così che gli altri possono vedere cosa succede e magari fare domande. Magari quella persona veramente attraverso le domande anche delle altre persone riesce a capire anche di più, ok? Fatemi sapere se questa cosa vi interessa e vi metto sotto il link in descrizione per proporvi ad entrare e magari plasmare quello che ci sarà all'interno di questa membership mensile. Non so quando partirà, però in base alle vostre insomma, risposte decideremo quando farla partire. Non è calata Alessio, io faccio yoga, camminata metabolica, le tue meditazioni, come ansia vado bene, ho smesso di fumare un mese fa. Silvia, guarda, quello che dico spesso è che ci vuole veramente del tempo, cioè
c'è una bottiglia d'acqua, fate finta che voi ci avete messo, questo dentro c'è acqua ma è stress, voi ci avete messo magari 50 anni, 40 anni per riempire questa bottiglia d'acqua di stress, adesso cercherà questa bottiglia d'acqua, quest'acqua di uscire dalla bottiglia attraverso come sintomo, come sintomi, e secondo voi per svuotare questa bottiglia d'acqua ci vorrà un mese? Ci vorrà una settimana? Ci vorrà un giorno? È difficile. Pensate, 40 anni per riempire questa bottiglia d'acqua, avere i sintomi che sentite oggi e voler magari avere i risultati subito. Ci vuole del tempo, ci vuole del tempo, assolutamente. Quindi Silvia, ci vuole del tempo. So che tu sei una delle persone che è entrata nel mio canale non da tantissimo. Ci sono persone che devono veramente andare avanti 2, 3 mesi, 4 mesi prima di avere i risultati che vogliono, no? E adesso parlo anche dei risultati, perché ho 15 minuti per parlare di questo, degli obiettivi. Anzi, cioè, vi voglio far mettere in una prospettiva in cui anche fossero 5-6 mesi, ma anche fosse 6-7 mesi, no? Di riabilitazione, di riequilibrio. Cos'è? Sono 5-6 mesi contro i 40 anni, i 10 anni, i 3-4 anni che siete andati avanti con i dolori? Pochissimo, pochissimo. Quindi Silvio, sì, 1 anno e mezzo, ok? Io ne ho sofferto per 5 anni, però qui non è che vince chi soffre e chi ne ha sofferto di più, ok? Quello che vogliamo dire è che se hai sofferto di 1 anno e mezzo non ti puoi aspettare che in un giorno hai risolto tutto, perché puoi risolvere il sintomo, ma non puoi risolvere la tua parte, diciamo, di abitudine, no? Le abitudini si formano in 30-60 giorni, solitamente questo ci dice la neuroscienza, a volte qualcuno dice addirittura 100 giorni, e quindi se vediamo che comunque il nostro stile di vita è stato fatto di abitudini e i nostri sintomi sono arrivati grazie alle nostre abitudini, ai nostri pensieri, capiamo che una terapia di una settimana, di un giorno, di 2 giorni non ci dice niente, non possiamo cambiare un percorso di abitudini in una settimana, anche se puoi comunque andare verso quella direzione, ok? Questo è quello che voglio dirvi. Riguardo agli obiettivi, prima che mi dimentico, gli obiettivi sul dolore cronico non sono mirati alla diminuzione del sintomo nel giorno stesso. Gli obiettivi dei sintomi persistenti sono sicuramente alla lunga di averli diminuiti e idealmente azzerati, ricordandovi che siamo esseri umani e come sto sentendo io adesso mal di testa, lo potreste avere anche voi dopo che avreste fatto un percorso di questo tipo. Io non sono preoccupato per niente di questo mal di testa perché so che andrà via, magari nel pomeriggio, magari nella sera. È molto difficile che mi rimane domani, però perché non ho, diciamo che cerco di rimanere in equilibrio sempre, anche se come adesso sta succedendo, qualcosa di disequilibrio è andato per forza. Molto probabilmente sulla parte emotiva, sulla parte mia di perfezionismo, sulla mia parte di voler sempre dare il massimo in ogni situazione e probabilmente questa cosa che vi sto dicendo ce l'avete anche voi. E nel mentre che parlo, ragazzi, guardate insomma la chat e mi potete scrivere perché non ho tantissimo tempo. Ma sugli obiettivi, quindi l'obiettivo principale è questo. Se arrivate da me o arrivate da un terapista e soffrite di dolori persistenti e il terapista vi chiede qual è il tuo obiettivo, perché arrivi da me, ovviamente tu dirai perché ho dolore, quindi voglio azzerare il dolore se è possibile. E questa, per quanto sia una risposta giusta, pertinente, lo capisco, non è la vera risposta. La vera risposta è quella che ti dice, ok, non voglio avere questo dolore perché voglio riprendere a fare queste cose nella mia vita. Molte volte voi non andreste mai da un terapista
se non vi sta bloccando una parte, se non vi sta bloccando la vostra vita, giusto? Quindi l'obiettivo è la ripresa delle funzionalità, la ripresa del magari cucinare senza avere dolori alla schiena, oppure o senza avere quell'ansia che quel dolore alla schiena durerà per tutta la giornata o per tutta la settimana, oppure andare a lavorare con più tranquillità, oppure a badare ai figli senza avere quel mal di testa enorme, lavorare al computer senza quella morsa allo stomaco o la morsa al collo. Questo era quello che è successo a me, cioè io lavoravo al computer e prima, anni fa, quando soffrivo di dolori cronici al collo, lavoravo al computer e io non riuscivo ad arrivare a pomeriggio senza questa morsa continuamente che mi dava fastidio. I miei livelli di performance a lavoro erano totalmente scadenti quando arrivavano queste fitte, in generale nel pomeriggio, guarda caso perché il mio livello di tensione emotiva si stava accumulando e poi diminuivano durante la sera dopo il movimento fisico. Quindi cos'è che mi stava a me limitando? Mi stava limitando lo sport, mi stava limitando il lavoro, mi stava limitando le interazioni sociali, quindi io cercavo comunque di fare tutto quello che potevo fare per me e se non c'era spazio per altre cose, pazienza, non andavo con gli amici fuori, non andavo a far nulla se io stavo male, ovviamente. Invece nei percorsi come quello di Neurobalance dico sempre che una volta capito, perché io non l'avevo capito, che c'era un'interazione emotiva al mio corpo, cioè al sintomo, una volta che ho capito questa cosa non mi limitavo più a dire io non posso fare quello sport o non posso fare quella camminata, perché sapevo che non era il problema lo sport, non era il problema il fatto che io stavo al computer, non era la mia postura, ma era il fatto che dentro di me c'era una cosa che c'era tanta repressione emotiva. Quindi qual è il centro di tutto? Capire da dove arrivano i problemi e due, lavorare sulla gestione emotiva, sul riequilibrio del sistema nervoso, attraverso tutte le tecniche e gli strumenti che io do nei miei contenuti, Neurobalance, in tutto quello che vi dico, no? Ho iniziato a fare tutto quello che facevo. Benissimo Silvia. Quindi un'altra cosa che volevo dirvi, ieri ho fatto una sessione con una mia cliente che sta seguendo il percorso Neurobalance, con me è la psicoterapista, perché vi ricordo che non lavoro solo da solo nel percorso, le persone che hanno bisogno di un percorso psicoterapico in affiancamento al mio cioè, non è obbligatorio ovviamente, ma può dare un risultato, può dare un maggiore risultato. Se la persona invece ha già una psicoterapista di fiducia, va bene e segue solo me. Questa persona sta seguendo sia lo psicoterapista che me. E ieri, appunto, mi ero preso degli appunti che vorrei dirvi anche a voi, perché secondo me vi aiutano anche a voi. Giornalmente questa persona scrive la mattina e la sera, idealmente una volta, magari una o due volte al giorno, tre cose di cui si è grata, di cui è grata nella giornata. Questo potere della gratitudine ci porta con delle vibrazioni, diciamo, positive. Idealmente prima di andare a dormire, perché vai con questa idea di sono grato di qualcosa anche di piccolo che ho nella mia vita, così che riesco ad andare a dormire con più grazia e con più pace. Questa ha detto che è una pratica che la sta aiutando molto, che vi consiglio di fare tre cose di cui siete grati oggi e vi invito a cercare qualcosa di molto piccolo. Non parlo del perché ho il mio compagno di fianco, ci sta, questa è una cosa molto, molto, molto grande, però qualcosa di piccolo, tipo che ne so, l'acqua potabile, piuttosto che il caffè della mattina, oppure il fatto che ho indumenti puliti addosso, roba molto piccola, perché questo vi dice ok, se ho già queste cose basilari, tutto quello che ho in più è molto, no?
e quindi per il sistema nervoso questa cosa lo rende molto calmo, lo rende molto quieto, anche se la terapia non è acquietare, ma è esprimere, e quello lo dovremmo fare comunque, esprimere, non portare dentro tanta rabbia, eh, tanto senso di colpa o tanto, insomma, emozioni negative. Le emozioni negative devono essere espresse, come le emozioni positive. Il problema è che le emozioni negative, se non vengono espresse, possono essere espresse attraverso il movimento, il respiro, la consapevolezza e pratiche come il tapping, la meditazione, se vengono espresse non danno più quei risultati sul corpo. Ci sono quindi tre cose che mi ero scritto, al di là della gratitudine, scusate se vado a sinistra e a destra perché ho poco tempo, tre cose: pressione, evitamento e autostima. Quindi vi avevo detto della gratitudine, oltre a quello io dico sempre, invito sempre la persona sia a scriverle queste tre cose della gratitudine, ma anche di inserire queste tre altre cose: pressione, evitamento e autostima. Cioè, pressione cosa vuol dire? Quanta pressione sto avendo oggi? C'è una preoccupazione, una paura, un senso di colpa, un qualcosa che devo fare, mi dà fastidio già solo il pensarlo. Scrivilo, una sorta di lista, due o tre cose, che pressioni ho oggi, ok? E ovviamente deve seguire un'azione in quella pressione, ovvero quelle cose che vi ho detto prima. La pressione che porta poi ansia deve essere gestita, non puoi semplicemente sentirla e basta. La puoi gestire quella pressione attraverso il movimento, attraverso tutte quelle cose che vi avevo detto prima, però bisogna capire che c'è quella pressione e scrivendola ne prendi più consapevolezza. Il secondo box che vi avevo detto è l'evitamento. L'evitamento c'è qualcosa che stai evitando. Molte delle persone che seguo dopo i 3, 4, 5 settimane di percorso non stanno più evitando nulla dal punto di vista fisico, anche se quello lo facevano prima, quindi magari non evitano più la camminata, non evitano più lo yoga, non evitano più lo sport perché sanno che il loro corpo non è rotto e che anzi gli fa solo che bene muoversi o nuotare per dire, ma evitano ancora magari delle zone, ci sono degli evitamenti emotivi. Gli evitamenti emotivi sono quelli, esempio, ho delle conversazioni che non voglio fare, esempio con magari la mia compagna o il mio compagno, non voglio fare quella conversazione, non voglio avere quella discussione, perché se ho quella discussione mi devo esporre emotivamente. Questo è un evitamento e bisogna avere delle azioni per dire, per questo esempio, non voglio avere quella conversazione con la mia compagna, me lo scrivo, evitamento conversazione con Tizio e Caio, e ci deve essere dell'azione. E l'azione è quello di, se posso, avere quella conversazione perché mi toglie pressione, oppure magari parlarne con qualcun altro, un terapista, un amico, di quell'evitamento che ho, così ne prendiamo sempre più consapevolezza. Non possiamo più mettere giù e scavare roba, insomma, e metterla da parte perché il nostro corpo non ce la fa più. Se siete arrivati qui nel mio canale è molto probabilmente perché il vostro corpo non ce la fa più a reprimere. Siete stati bravissimi e siamo stati bravissimi a reprimere, ora è finita, cioè questa parte qui deve finire. Mentre che vi parlo, il mio mal di testa sta iniziando a diminuire di intensità, giusto per farvi capire che magari vi sto dando delle chicche o comunque degli strumenti, come esempio quello dell'espressione della voce, molto 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 importanti, perché se vi sto dicendo queste cose il mio mal di testa sta andando giù, è perché il mio senso di perfezionismo legato a quello che vi avevo detto all'inizio della diretta finalmente sta andando a sciogliersi, no? Perché lo sto esprimendo. Prima era tutto nella mia testa e dicevo devo fare questa live, devo dirlo,
e adesso invece insomma piano piano si sta sciogliendo. Per farvi capire quanta consapevolezza bisogna avere di ogni sintomo che abbiamo, cioè c'è sempre un motivo per cui un sintomo sta affiorendo, e dico affiorendo non a caso, eh, sono fiori, vedete come fiori i sintomi. Quindi l'evitamento, ci sono tanti evitamenti, il 50% delle persone ha un evitamento fisico, il 50% delle persone ha un evitamento emotivo, altri magari le hanno tutti e due, ok? Però scriviamoci e diamoci un'azione, cosa possiamo fare per questa cosa. Non lasciamo nulla da parte pensando che le cose si risolvono così, perché non è così, soprattutto se parliamo di salute corporea e mentale. Fiducia e autostima, l'ultima parte, quindi la fiducia e l'autostima. So che molti di voi, o no, di noi, la nostra autostima o la vostra autostima è ai minimi livelli. È ai minimi livelli perché pensate che non potete fare un percorso del genere perché non siete in grado di farlo, perché non avete le capacità, perché non avete il tempo. Ci sono 100.000 scuse che ci diciamo, perché non sono brava a meditare, perché non riesco a visualizzare, perché non riesco a ballare, perché qualsiasi cosa, ok? La mia cliente di ieri, per dire, ha iniziato un nuovo percorso di danza, cioè il movimento che sta iniziando a fare è danza, ballo, ok? Ballo, non danza, che forse danza sembra quella classica. E lei mi diceva, guarda che non l'avrei mai detto 3 mesi fa che avrei iniziato, 6 mesi fa che avrei iniziato il ballo, perché io sono una frana e sono ancora una frana a ballare, mi vergognavo, mi vergogno. E questo è sicuramente, anche se quello che vi dico sembra totalmente lontano dall'obiettivo del sintomo, di abbassare il sintomo, riprende, cioè ci si collega, perché se prendiamo autostima, che le cose le possiamo fare, anche male, ma le possiamo fare, e prendiamo fiducia, e il nostro sistema nervoso non rimane sempre in allerta, perché dice ma chi se ne frega, ma facciamola sta cosa, no? Poi cosa succede? Succede. Proviamo almeno. La pressione si abbassa, non dico quella sanguigna, ma quella emotiva, no? Poi probabilmente anche quella sanguigna. C'è meno evitamento, c'è meno pressione, c'è più libertà. Quando abbiamo più libertà, meno paura, riprendiamo le nostre attività sociali anche con dolore, anche con sintomo, la nostra vita diventa un po' più colorata, no? E, e ovviamente dobbiamo fare qualcosa che ci piace, cioè non è che vi dico andate in palestra e alzate pesi tutto il giorno, magari quella roba non vi piace, quindi non facciamo palestra, non facciamo yoga se non vi piace lo yoga, però magari provate lo yoga, provate il Pilates, provate il ballo, provate a nuotare, provate una corsetta, provate ad andare in bici, insomma tutti i movimenti che magari non avete mai provato perché nessuno vi ha detto guarda che è importante riprendere una funzione, qualsiasi essa sia, di movimento per abbassare i sintomi. Se i sintomi si abbassano, sicuramente avete fatto un 50% del lavoro, quello fisico. L'altro 50% del lavoro, secondo me forse anche di più del 50%, è quello emotivo sulle emozioni. Le emozioni devono essere espresse attraverso carta, attraverso consapevolezza. Non è vero che dobbiamo pensare solo positivo, non è vero che dobbiamo andare nel passato costantemente per rimuginare quello che è stato, quello lo si può fare con una psicoterapia mirata, non vi dico di farlo da soli su questo. Se volete farlo, non è obbligatorio anche lì. Ho visto centinaia di persone ritornare a stare bene senza la psicoterapia classica, semplicemente con un percorso così, semplicemente leggendo magari dei libri, avendo quella consapevolezza e prendendo forza che le cose si possono aggiustare. Ovviamente è importante rimanere in un ambiente sano, ecco perché vi sto invitando a dare la vostra opinione sulla membership di Neurobalance, che non è quella del corso di Neurobalance, ma è proprio una cosa totalmente diversa, cioè entrare mensilmente in un percorso insieme
dove ci sono delle dirette con me, ma dirette terapeutiche, quindi non così. Magari ci sono 10 minuti così e poi prendiamo una cavia del gruppo, per esempio Silvia, tu che mi avevi fatto quelle domande, e accendi la telecamera e facciamo una terapia su di te. Come se io e te fossimo le uniche persone che sono qui, però le altre stanno guardando. Ovviamente lo so che non è per tutti, lo so che ci si vergogna, ma non siamo in un gruppo dove la gente, insomma, giudica, perché siamo tutti nella stessa barca. E io penso che veramente se facciamo questo lavoro tutti insieme e ci sono differenti punti di vista, differenti sintomi, differenti storie, molti in realtà notano che alla fine siamo tutti uguali. Io ho imparato questo in questi anni lavorando con migliaia di persone con dolori persistenti, che alla fine abbiamo tutti le stesse paure, abbiamo tutte le stesse frustrazioni e gli stessi dream, gli stessi obiettivi alla fine, no? Molto probabilmente siamo più simili di quello che pensate. Silvia Berta, io ora mi butto a fare tutto, la mente deve evadere dal sintomo. Sì, evaderà, Silvia, evaderà, cioè non deve, ma lo farà di conseguenza. La ripresa della vita, la vita è la terapia stessa, e il sintomo seguirà, assolutamente, perché c'è un cambio di mindset, c'è un cambio di energia all'interno. Altre domande prima che vado in chiusura, ragazzi? Vediamo, scorro magari verso il su, senza chiudere niente. Ehm, io ho un diario dove scrivo tutte le mie emozioni, quello che mi succede durante la giornata, le cose che non vanno bene, le cose positive e belle che accadono. Questo è un ottimo, assolutamente un'ottima terapia, quella della scrittura, assolutamente. A chi non piace scrivere, a me non piace tantissimo scrivere ultimamente, magari semplicemente parlo al registratore mentre che mi faccio una camminata in natura. L'ambiente è molto importante, lontano da macchine, lontano se si può, ovviamente, perché molte persone dicono, vabbè, tu sei al mare, vivi al mare, è molto semplice. Ma un parco ce l'avrete vicino a casa, no? Dove ci sono degli alberi, riuscite a camminare, magari ascoltarvi della musica rilassante, magari parlare al registratore di cose che a voi non vanno bene, no? Sembrerete dei pazzi, ma chi se ne frega, no? Alla fine lo fate per voi. Il tuo libro l'ho prestato, grazie mille. Ah, una cosa riguardo al libro, nelle prossime giornate, anzi prossima settimana, avrò il piacere di intervistare un autore di un libro che ho letto ultimamente, che si chiama Il viaggiatore della vita. Una delle persone, un follower mi aveva detto su Instagram di leggere questo libro, l'ho letto e poi ho detto no, questa cosa è talmente tanto bella, quella che ha scritto questo, ma ve lo faccio vedere, non dovrei farlo vedere, ma questo è il libro di Francesco Mariotti, che intervisterò nelle prossime giornate, e poi andrà in onda l'intervista nelle prossime settimane. Ok, non so quando, però dipende anche insomma, da quanti video devo fare uscire nelle prossime settimane. Lui soffriva di dolori persistenti, poi ve ne parleremo meglio nella intervista, ma non vi voglio dire troppo. Questo libro veramente è scritto benissimo e per la prima volta ho visto un libro che finalmente non si butta semplicemente nella parte, diciamo, pratica, no? Del fatto di dire, ah no, fai questo per 10 minuti piuttosto che fai questo per 5 minuti, questo è schedule, no? No, è più emotivo, questa persona soffriva di dolori persistenti diffusi per forse 3-4 anni, se non erro, poi ne riprenderemo insomma questo viaggio di questa persona online, cioè in diretta, anzi registrata, e ve lo diremo insieme. E, mi è venuto in mente di dirvi questa cosa perché questa intervista è molto importante, molto molto importante. Come tante testimonianze di successo, ogni testimonianza di successo è importante e questa secondo me è abbastanza molto importante non perché lui abbia
insomma, delle caratteristiche uniche rispetto ad altri, ma perché uno è un maschio, insomma ci sono pochi maschi in realtà nel mio canale che hanno dato testimonianze, ehm, e due ha scritto questo libro e questo libro è, ve lo faccio vedere nuovamente, Il viaggiatore della vita di Francesco Mariotti. È un libro che è andato molto molto bene su Amazon e secondo me potrebbe essere un best seller di quelli belli in Italia, solo che lui non l'ha pubblicato tantissimo. Ho una notizia bellissima, Valentina Sardo, fatemi gli auguri. Sono incinta, ho fatto il test di gravidanza e positivo, sto per diventare mamma. Grande! Auguri Valentina, auguri, auguri, auguri. Certo. Valentina, tu seguivi già il mio canale o sei arrivata così dal nulla? A volte arrivano le persone dal nulla nelle live perché ho scoperto che ultimamente puoi entrare nelle dirette anche se non mi segui su YouTube, cosa che comunque mi fa molto piacere perché dà la possibilità comunque anche a quelli che non mi seguono, che non sono iscritti al canale, di seguirmi. Non so quanta differenza faccia oggi ultimamente seguire una persona attraverso il subscribe, cioè l'iscrizione del canale, rispetto a non seguirla, perché molte persone non mi seguono con l'iscrizione, ma mi vedono, probabilmente arrivano i messaggi, cioè scrollano e vedono tutti i video, insomma, che arrivano. Va bene ragazzi, siamo in chiusura, devo far pranzo e poi ho una sessione di valutazione con una persona alle 3, quindi devo un attimo mettermi calmo, acquietarmi. Il mio mal di testa in questo momento sembra abbastanza gestibile, è stato forse molto importante parlarvi e mi ha aiutato tantissimo, grazie a tutti. Prima di andare via, ragazzi, è importante, andate nel link in descrizione che adesso metterò appena chiuderò questa live, ci sarà un link, entrate dentro quel link così che vi potete registrare o pre-registrare in questa community che sarà attraverso un'app molto semplice, non dovete fare nulla se non cliccare l'app del telefono che poi vi dirò qual è, quando uscirà questa community dove ci saranno queste dirette dove prenderò una cavia per fare insomma la terapia e gli altri insomma ascoltano e vediamo quante ne facciamo, una al mese, due al mese, deciderete poi anche voi in base a quel link, se vi iscrivete avete 5-6 domande e scrivete ok, queste sono quelle cose che vogliamo e poi ovviamente ci sono modi per dare spazio a tutti e metterlo tutti in un percorso solo. Ok, ciao ragazzi, ancora ci vediamo presto e vi lascio il link in descrizione. Buona giornata e buon fine settimana.